Eccoci qua. Allora, in questa occasione faremo degli approfondimenti molto interessanti nella speranza di, con goccia dopo goccia, è impossibile riempire il mare, ma almeno un pochettino colmare delle lacune che tutti quanti noi abbiamo in certi ambiti. Siccome lo si dice sempre, l'ambiente che ci circonda è molto importante, la natura, se questo è sano e cerchiamo di noi avere un ruolo importante, anche noi stiamo bene in salute e possiamo andare avanti e pensare di poter vivere a prescindere dalle catastrofi che ci circondano di altro genere. E per parlare di questo e per cercare di fare cultura e informazione noi abbiamo l'opportunità di avere qui con noi in studio, di riavere qui con noi in studio la dottoressa che è molto esperta, tra le massime esperte al riguardo, Rita Trombin, psicologa ambientale, grazie di essere qui con noi. Grazie. E poi siamo collegati col dottor Daniele Guglielmino, che è bioarchitetto responsabile SIMA dell'ambiente costruito. Architetto, ben arrivato. Grazie, e penso che l'audio debba riattivare l'audio. Allora, parleremo di progettare città sostenibili a misura d'uomo. Non è così scontato, non è così semplice, perché ci intervengono determinati fattori imprescindibili, soprattutto nelle nostre realtà. A volte è più semplice ipotizzarlo, farlo in altre situazioni, in altri paesi. Da noi comunque ci sono sempre degli intoppi delle cose, però intanto sarebbe importante mentalmente capire cosa vuol dire, cosa in teoria si può fare, dove si demolisce e ricostruisce, in che termini lo si può fare e soprattutto cosa vuol dire green building. Architetto, progettare città sostenibili, cosa vuol dire sostenibilità innanzitutto? Beh, il termine è indubbiamente complesso, è una visione molto allargata e multidisciplinare, però sono due, credo, gli aspetti fondamentali che devono essere considerati quando si affronta il tema della sostenibilità. Il primo è la visione olistica e il più possibile integrativa di più discipline, ovvero si parla di riduzione dell'impatto verso l'ambiente, quindi riduzione del consumo di risorse che si utilizzano per costruire, riduzione degli impatti associati alle attività edilizie, alle attività di cantiere, alla costruzione, le emissioni in ambiente a livello di contaminante dell'aria, dell'acqua e quant'altro, e una consapevolezza anche nei rapporto con il territorio da sviluppare attraverso strategie legate alla mobilità sostenibile e alla relazione con l'intorno. Questo è il primo aspetto, multidisciplinarità e integrazione di discipline diverse. L'altro aspetto è legato alla misurabilità, ovvero quando parliamo di sostenibilità occorre definire degli indicatori che ci permettano in maniera oggettiva di misurare se un edificio, un intervento, uno sviluppo è effettivamente sostenibile o meno. Questi indicatori possono riguardare i consumi energetici attesi, possono riguardare i consumi idrici attesi, possono riguardare le emissioni di CO2 previste durante la vita dell'edificio. Affrontando il progetto sostenibile, la rigenerazione urbana sostenibile, tenendo in considerazione questi due aspetti, multidisciplinarità e misurabilità degli impatti, si riesce effettivamente a perseguire un intervento che possa essere definito green building, che va un po' incontro alla denominazione che negli anni 90 si aveva del cosiddetto greenwashing, ossia l'implementare delle soluzioni potenzialmente sostenibili ma non qualificate, non quantificate, e dunque alla fine del processo l'effetto positivo non si aveva. Ecco, però di greenwashing si parla ancora, io l'interrompo un attimo, di greenwashing si parla ancora adesso perché ci sono tante realtà che fanno un bel greenwashing e però di fatto nella sostanza c'è ben poco di sostenibile, no? Quindi questo è un po' un problema ancora adesso diffuso, magari fosse legato solo agli anni 90 perché... Certo, ma il problema è che negli anni 90 c'era una carenza di strumenti. Oggi gli strumenti ci sono. L'attenuante non ci sarebbe più. Prego? No, l'attenuante non c'è più. No, esattamente, l'attenuante non c'è più. Architetto, è un'altra cosa, ecco, tra l'altro, visto che lei sta introducendo queste tematiche, lei è bioarchitetto. Cosa vuol dire? Chi è il bioarchitetto? Che tipo di preparazione deve avere e quindi che tipo di sensibilità in più rispetto e responsabilità, se questa c'è? Ma la responsabilità quella c'è, ma è insita nell'etica della professione dell'architetto, no? Nel senso che si tratta di un profilo che agisce
con un impatto prima di tutto sociale, a tutti gli effetti operare consapevolmente per sviluppare la propria professione nel rispetto dell'ambiente implica anche un ruolo etico e sociale, quindi quello è un qualcosa che già ci deve essere. L'aggiunta è una, come dire, nozionismo tecnico, disciplinare, che cerca di fare sintesi, di mettere insieme aspetti diversi: l'energia, l'ambiente, il territorio, i trasporti, rispetto a cui la funzione di un professionista che si occupa di questi aspetti di sostenibilità deve fungere un po' da collante di diversi aspetti, mettere insieme a sistema operatori e profili diversi, essere in grado di dialogare, ma poi l'elemento più importante è essere in grado di tradurre questi concetti complessi all'utente finale. Ecco, in questo caso il ruolo dell'architetto ha una funzione senza dubbio etica, ambientale e quant'altro, ma soprattutto contribuisce a portare a casa il risultato. Coordinarsi con i diversi operatori che hanno espressioni diverse, ricordarsi che c'è una totale democrazia delle diverse discipline, cioè il ruolo del progettista degli impianti è rilevante come il ruolo di un progettista del verde, come il ruolo del consulente acustico, perché tutti quanti concorrono alla fine a portare a casa un risultato che è frutto dell'integrazione delle discipline. In questo caso l'architetto può avere e può dare il contributo di coordinare queste discipline, facilitare il dialogo e interpretare tutto questo verso il cliente finale. Ecco, visto che anche lei è giovane, comunque si può parlare anche di nuove professioni, perché adesso andrò a interagire su questo tema anche con la dottoressa qui presente, perché tante volte appunto da questo nascono dei spunti per sviluppare delle nuove professionalità che possono essere più attrattive per i giovani, che hanno una grande attenzione anche a collaborare con realtà che si comportino in un certo modo. Ci sono anche dei termini specifici al riguardo, ma non voglio entrare nel tecnicismo. Secondo lei? Sì, assolutamente. Negli ultimi, direi, 10-15 anni, molti giovani professionisti in uscita da accademie anche importanti italiane, non solo, hanno intrapreso questo percorso attraverso specializzazioni che hanno perseguito individualmente, eventualmente accreditandosi secondo standard internazionali per la progettazione sostenibile. Ce ne sono svariati, sono riconosciuti dal mercato globale. Oggi siamo in una società globale, globalizzata, e quindi valgono in Italia, valgono anche nei paesi stranieri, e i giovani di oggi possono trovare un importante e strategico sblocco per il loro futuro professionale attraverso nuove professioni associate alla sostenibilità, che riguardano un'expertise energetico, un'expertise sui materiali, un'expertise sulla conoscenza del ciclo di vita di un edificio, cosa succede da quando lo progetto fino a quando lo demolisco e gli impatti associati. E sono tutte figure professionali che una decina d'anni fa, anche qualcosa in più, non esistevano o facevano riferimento a conoscenze presenti principalmente all'interno delle università. Oggi moltissimi hanno l'opportunità di intraprendere questi percorsi di cui c'è un'oggettiva domanda. Sto pensando anche in ingegneria ambientale, è un'altra questione. Dottoressa, lei è psicologa ambientale, anche questo ce l'aveva raccontato ancora tempo addietro, quando la prima volta che è venuta con noi in studio, dicendo che questa professione lei se l'è creata in qualche modo, però psicologa ambientale già attira molto secondo me i giovani. Rispondendo un po' alla stessa domanda che ho posto al collega, cosa ne dice? Allora, visto che anche lei è giovanissima, che tipo di sì, sensibilità si muove? Sì, ecco, esatto, tra i giovani sicuramente l'ambiente è un tema molto caldo, molto, molto importante. Non è solo una bandiera. No, assolutamente, proprio è un valore, direi, quindi devo dire che non conosco molti altri psicologi ambientali, ma so che è una professione che insomma, caratterizzerà il futuro. Infatti io stessa sto formando giovani psicologi ambientali del futuro, quindi che vengono proprio da me per imparare la professione, perché ecco, come le dicevo... Che cosa attira, al di là della magari sua esperienza personale, Sì, particolarissima, illuminante, che è stata per lei diciamo, una folgorazione, no? Però in genere che cosa attira? Attira sicuramente la preoccupazione del proprio futuro, nel senso che l'ambiente è, come si diceva, la base del benessere e della vita, per cui... Quindi c'è questa consapevolezza. C'è questa consapevolezza, i giovani sono molto informati,
conoscono i dati, conoscono gli studi, è come se tremasse un po' la terra sotto i piedi. Infatti molti di loro oggi comunque provano, ecco, ansia o comunque emozioni ambientali negative o disfunzionali che portano invece a restare talvolta diciamo bloccati anche da queste emozioni. Tuttavia ci sono tantissimi giovani che sono attivi proprio facendo rete nel cambiamento, e quello che attira è proprio la voglia di preservare la propria casa, appunto l'ambiente naturale a cui apparteniamo, e di avere un impatto. Quindi vedo tanti giovani che hanno voglia proprio di essere promotori del cambiamento in prima linea. Questo sì. Questo è importante. Dopo attacchiamo anche con la biofilia. Architetto, se ne è parlato anche, se ne parla adesso abbastanza, non si rischia però, e quando faccio riferimento ai giovani, è per questo che questi cambiamenti possono essere abbracciati quando si parla anche di green building solo da chi ha un certo livello economico che glielo consente. Se ne parla già per quanto riguarda le auto elettriche, che sono effettivamente abbastanza costose, non sono retaggio di tutti, i giovani preferiscono addirittura rinunciare alla macchina perché è un onere di non poco conto, e così tante altre cose. Abbiamo visto le ristrutturazioni energetiche delle abitazioni, per tantissimi giovani sono impossibili da attuare perché non guadagnano a sufficienza, e quindi si creano cittadini ambientalisti perché benestanti, e quelli che magari vorrebbero esserlo però devono accontentarsi di quel che c'è. Ma distinguiamo la questione. Diciamo che tutto ciò che ha a che fare con la riduzione degli impatti e dei consumi dal punto di vista dell'utente può anche partire, deve partire da buone abitudini, le quali poi costruiscono un passo dopo l'altro, come dire, degli obiettivi via via più grandi, che possono anche essere oggetto di trasformazione a step, no? Se noi immaginiamo l'abitazione di una famiglia o di un giovane che magari per qualche ragione è fuori per studio, può iniziare a ragionare con innanzitutto un corretto uso degli spazi, poi via via sostituendo le lampadine qualora fossero particolarmente obsolete e molto energivore, e via via una serie di operazioni che possono dare un beneficio effettivo, diciamo così, al consumo, e quindi anche generare risparmio, perché il punto chiave è un po' questo. Ci stiamo arrivando in questo periodo, probabilmente se facciamo un salto indietro questo aspetto sembrava ancora un po' un miraggio, ma di fatto uno degli elementi chiave che va considerato è che la sostenibilità ha un'incidenza anche di carattere economico e finanziario, ma non solo come extra costo associato all'esborso che io devo fare in un certo momento per avviare una serie di misure di miglioramento, no? Qualche decennio fa, quando venne pubblicato un documento molto importante che si chiamava Rapporto Brundtland sullo sviluppo sostenibile, si diceva che lo sviluppo è sostenibile se include tre pilastri, che erano l'aspetto sociale, l'aspetto ambientale e l'aspetto economico. Togliendone uno dei tre, lo sgabello crollava, perché con due gambe non si riusciva a farlo star su. Il punto qual è? Sull'edilizia oggi stiamo arrivando ad una fase in cui a tutti gli effetti l'edificio sostenibile è noto che possa anche generare dei benefici di carattere economico, ovvero una volta che ce l'ho risparmio, e dei benefici di carattere finanziario, ovvero questo possa anche avere un extra valore in caso di transizione immobiliare. Questo beneficio finanziario si può anche verificare ex ante, ovvero se io chiedo un mutuo per fare un intervento di cui per qualche ragione posso non avere l'immediata disponibilità economica al momento in cui avvio le attività, se chiarisco e definisco con chi mi rilascerebbe questo mutuo che ho degli obiettivi di sostenibilità, di risparmio energetico, ovvero che l'ente bancario che investe dei soldi in questa mia attività li investe in qualche cosa che è sostenibile o che lo sarà, allora io ho un accesso al credito più facile. Oggi stiamo vivendo questo periodo di trasformazione anche degli schemi economici e finanziari verso cui l'investimento in un'iniziativa sostenibile, green se vogliamo chiamarla così, applicata all'edilizia, genera delle agevolazioni di questo tipo. Se non lo facessi, in certi casi, potrei non avere accesso a quella liquidità di cui non dispongo ma di cui ho bisogno. E lo stesso vale anche per le aziende? E lo stesso vale per le aziende? Assolutamente sì. Esattamente così. Dopo accederemo anche attraverso questa porta che lei ha aperto alle certificazioni, se ci sono, di che tipo, eccetera. Dottoressa,
In che termini a questo punto questo va a innescarsi in un processo che invece vede il coinvolgimento della persona anche psicologicamente in certe scelte? Certo. La biofilia. Assolutamente, allora la biofilia, visto che l'ha nominata, è appunto il nostro, come dice la parola stessa dal greco, bio, vita, filia, amore, è il nostro amore per la vita, il nostro legame con la natura a cui apparteniamo. E questo legame fa sì che più noi siamo a contatto con la natura in modo soddisfacente e quindi riusciamo effettivamente a ricevere gli stimoli di cui il nostro cervello ha bisogno dalla natura, più riceviamo benefici. Pensiamo a una relazione di amicizia, ad esempio, no? Più noi abbiamo interazioni e appunto una relazione soddisfacente con i nostri amici e le nostre amiche, più ne possiamo nutrire. Quindi con la natura funziona allo stesso modo, più riusciamo proprio a avere queste interazioni appunto nutrienti di natura, più godiamo di benefici che vanno da benefici fisici come la riduzione dello stress, la guarigione eccetera, ma anche psicologici, quindi l'aumento delle emozioni positive, l'abbassamento di quelle negative come appunto gli stati depressivi, l'ansia eccetera, ma un netto miglioramento anche delle performance mentali, quindi proprio la produttività e la qualità del nostro lavoro. Bisogna però che la persona si rilassi a contatto con la natura, perché a volte la nostra mente è talmente caparbia che impedisce di trovare quel appagamento sufficiente Certo. relativo ad ogni persona, perché ci sono dei meccanismi perversi nelle menti ormai che si sono strutturate diversamente, no? Allora, la ricerca ci mostra che bastano 40 secondi per iniziare a innescare le cosiddette risposte rigenerative nel cervello, ovvero il cervello inizia a rilassarsi, a ricaricarsi grazie agli stimoli ambientali. Tuttavia, per avere una rigenerazione comunque soddisfacente ci vogliono 20 minuti circa. 20 minuti? Ecco perché medici adesso in tutto il mondo, nel sistema sanitario nazionale dei corrispettivi paesi come UK, Canada, eccetera, stanno prescrivendo dosi di natura. Prescrizioni di dosi di natura, Esatto. È bellissimo questo, Esatto. cioè full immersion nella natura, ma può bastare anche, non so, penso un parco, una qualsiasi cosa, un giardino zoologico artificiale, una serra. Assolutamente, possiamo trovare questo tipo di esperienze nella nostra natura urbana, che è il nostro ecosistema di oggi, per cui possiamo appunto assumere questi 20 minuti, se 30 ancora meglio, comunque 20 minuti di natura urbana ogni giorno, per iniziare già a godere di questi benefici. Non è un caso che appunto oggi medici come quelli del Sistema Sanitario Nazionale del Regno Unito, ad esempio, prescrivano proprio dosi di natura, che se vengono associate anche a un'interazione sociale, quindi si chiamano Green Social Prescribing, quindi prescrizioni verdi sociali, non so come tradurlo, però hanno un impatto ancora maggiore. Quindi andare in buona compagnia, in un ambiente immerso nella natura. Sì, oppure anche veramente andare al lavoro camminando in un viale alberato o attraverso un parco, fare una pausa pranzo al parco. È vero che a Londra c'è anche, in Inghilterra comunque c'è già da tempo questo tipo di, e anche negli Stati Uniti dove riescono, sì. Certo, infatti i parchi sono delle infrastrutture verdi adibite proprio al tempo di qualità in natura, per questo dicevo che dobbiamo assicurarci del tempo di qualità, come con i nostri amici, non ci basta chiamarli una volta all'anno o mandare un messaggino e insomma... Accentrato, perché ormai sono amico perché gli mando gli passi WhatsApp, esatto, cioè condivisione esatto. di WhatsApp, cuoricino, assolutamente, Esatto. non è questa l'amicizia. Esatto. Torniamo su questi temi, sono molto importanti, vedo adesso l'intervento anche del dottore, dell'architetto, perché lei ha aperto un portone accennando a questi spazi verdi, quindi un modo di ricostituire, ristrutturare anche gli ambienti urbani delle città. Abbiamo però la pubblicità, quindi qualche secondo, poi siamo con voi, restate con Canale 19.